Salve ragazzi, benvenuti al canale, io sono Gabriel357 e oggi bentornati e benvenuti su Farming Simulator 22, sesta puntata stavolta lo so, di Farming Simulator 22, serie Made in Veneto, Made in cacchio di mano. Allora, ho messo sulle ruote al ZZV che prima era con il rotante, nell'altro campo, nel campo, scusate, 62. Mo sono un po' storto, scusate. Bene. Mo ci passo? Sì, ci passo. Vabbè. E la PTO, scusa, magari. Allora, bene, mo dovremmo esserci. Ragazzi, andiamo a diserbare oggi in post emergenza. Sì, l'ho fatto oggi a scuola, dovrei ricordarmelo ancora. No, a parte gli scherzi, post emergenza. Sullo Scania c'è il barile, Scania è vuoto ragazzi, in altra mod dei siti esterni, e c'è una moria di mod. Speriamo che la gente torni a fare mod, cioè che si cavi da ste ferie, ste vacanze. Piano, senza far casino. La freniamo, apriamo, slacciamo. Sì, magari se magari ho sbagliato tasto, scusate. Se magari sì, magari se usiamo, ok? Questo sta bene. Buono. Ok, fin qui ci siamo. Bene. Spero che i volumi si sentano, anzi aspettate ragazzi un attimo, forse ci sia. Ok, così dovrebbe andare meglio. Facciamo un po' di retro, magari senza ammaccare la sponda dello Scania. Bene. Ok, lo prende. Ok, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, lasciate un bel like al canale e guardate i video fino alla fine ragazzi, mi raccomando. Bestia! Le tiene, ne ho preso già 2000. Ok. Ecco, a parte che li ha anche pagato poi ragazzi lo scalino va bene. No, ce l'aveva a bassa definizione. Sì, ma ce l'aveva perché... No, anche le foglie, ma le scritte si vedono. No, non si vedono. Ecco, come al solito si è buggato tutto. Vabbè, lasciamo perdere. Così? No, scusate. Così. Frumento. Ovviamente ragazzi sono andato avanti, l'ho già seminato.
No, però mi sono preso avanti. Ok, non facciamo retro fino in fondo. Vediamo se ci riesco senza... ho deviato. So che non si fa, far retro nel campo, spesta per niente, ma voglio partire da qua che c'è un bel gruppo di erbacee. Ok, mo. Qui avanti, indietro, mo. Ok, così. Bene. E fin qui ci siamo. Mo. Tutta bassa. Ok. Buone. Dovremmo esserci, quindi. Accendiamo. E via. Avanti. Che diserviamo, ragazzi, vedete dei pezzi di calce viva? È perché ho preso dei sacconi per sbaglio off camera, invece di comprare fertilizzante ho preso dei sacconi della Yara di calce viva, non di cosa, non di fertilizzante, quindi mi sono sbagliato. E allora ho detto, senti, ci ho speso dei soldi, tanto vale che la butto sui campi. Ok, comunque sta dando letteralmente fuoco alle erbacce. Qui svolta e va bene. Boh. Nel caso lì si dovrebbero chiudere le sezioni, ma purtroppo non esistono le sezioni su farmi, quindi diserviamo comunque. Avanti così. Mo qua un'altra svolta e sto a fare i bordi. Lì ho fatto, ragazzi, un avanti e indietro perché no, cioè stavo ancora un attimo pensando a come fare, stavo pensando a come sistemare, a come fare i passaggi. Ok, vediamo di non buttare nel fosso. Ok, molto bene. Giriamo, prendiamo una bella passata e andiamo. Dai che, ragazzi, magari facciamo un po' più lungo, ma finiamo di passare tutto il campo. Dai. Ok. Mo stessa roba qui. Bene. E passiamo a togliere tutte le erbazze. Gli erbassi, come si dice i veneti che mi seguono possono confermare, gli erbassi. Bene. Qui sempre il giro, anche se dovrei sarà i settori su farmi non esiste, se no in teoria anche sarà. Comunque avanti. Cos'è successo? Pronto? Perché si è fatto farmi in 19? Pronto? No, no. Computer, devi dirmi se è un poltergeist, dimmelo. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere.
bug, robe, cose che succedono. Robe che succedono, aspettate. Bug. Aspettate. Solo un secondo ragazzi. Bug, robe che succedono. Ok. Scusate il... Ok, comunque. Avanti. E finiamo di passare il campo. E va bene così. Bene, mo qui giriamo e facciamo l'ultima passata. Oh, ok, anche questo diserbato. Bueno. Qua stiamo un po' più qua e olè. Cancello duro. Porca vacca. Vabbè, non importa. Dopo sistemerò. Bene ragazzi. Bene ragazzi, il video finisce tranquillamente qui con il JJ e la Unia. Ragazzi, alla prossima. Mi raccomando, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi e bye a tutti ragazzi. Ciao.